Pace e bene. Dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto Salga a te, Signore, l'inno della Chiesa, al numero 18. Salga a te, Signore, l'inno della Chiesa, l'inno della fede che ci unisce a te. Sia gloria e lode alla Trinità. Santo, 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 per l'eternità. Una è la fede, una la speranza, uno è l'amore che ci unisce a te. L'universo canta, lode a te Gesù, gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Certi che il Signore da peccatori ci fa giusti, ci affidiamo oggi alle sue mani, chiedendo ancora umilmente il suo aiuto e il suo perdono. Signore, che asceso alla destra del Padre ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che per tua grazia da peccatori ci fai giusti e da infelici ci rendi beati, compi in noi le tue opere e sostienici con i tuoi doni, perché a noi, giustificati per la fede, non manchi la forza della perseveranza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, poiché era sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati così come loro. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio
Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti come sta scritto. Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta. Ne riedificherò le rovine e la rialzerò, perché cerchino il Signore anche gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore, che fa queste cose note da sempre. Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio, ma solo che si ordini loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. Fin dai tempi antichi, infatti, Mosè a chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Parola di Dio. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare, egli giudica i popoli con rettitudine. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Parola del Signore. Siete mai rimasti avvolti in un abbraccio? Io immagino e spero di sì, almeno da piccoli, da bambini, in cui ci si perde in quell'abbraccio amorevole della madre fin tanto da avere un unico battito, no? Respirare all'unisono. È un posto bellissimo, dove si sta benissimo. Questo è quello che ci invita a fare il Signore: rimanete nel mio amore, restate legati a me. Ma è quel vincolo, perché obiettivamente è un vincolo, è un legame, però nel quale si sta bene,
che è diverso da quel giogo che invece sa più di costrizione. Lì devi stare per forza se vuoi portare avanti. Ma il Signore ci dice queste cose per restare nel suo amore, perché la nostra gioia sia piena, perché la nostra gioia sia la stessa gioia che ha il Padre. Rimanete nel mio amore, ascoltate la mia voce. Questa è l'occasione che il Signore oggi ci rivolge. Ci invita però a avere anche quella nostra personalità, oserei dire, avere quella nostra individualità. L'importante è seguire Cristo, così ci è stato raccontato dagli Atti degli Apostoli. Alcune cose ci vengono raccomandate perché quelle sono le cose che indicano la via della salvezza, l'annunzio del Vangelo, ma ognuno poi deve metterci del suo, trovare la strada giusta, trovare il modo per cui esprimere questo amore, per diventare testimone, per diventare annunziatore. Certo, ci sono alcune linee guida, se no stiamo giocando a un altro gioco e in realtà non ci troviamo. Invece l'invito che il Signore oggi ci fa è restare nel suo amore, ascoltiamo la sua voce, impariamo a far battere il nostro cuore col cuore di Dio, impariamo a respirare col respiro di Dio, accogliamo l'amore misericordioso che viene in noi e soprattutto impariamo a fare altrettanto. Non accogliamo gli altri solo quando fanno quello che ci fa comodo, solo quando corrispondono pienamente a quello che ci pare giusto, ma impariamo ad accogliere chi ci viene incontro, ognuno con la sua originalità, perché l'importante è amare come Dio ci ha amato. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Diciamo la tua lode, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Rita e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Preghiamo, oh Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. E congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Romano, e tutti coloro che in pace e con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore Gesù, che ci guida alla gioia tutta intera, con fede possiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu il regno, quella potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Pane di vita tu sei, Signore, al numero 59. Questo è il mio sangue, prendete e bevete.
Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa. Per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infonde in noi il tuo spirito perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Madonna di Cestokova, 155. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una terra, un dolce mondo con due segni di violenza, sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo mondo in mano a lei. Madonna, Madonna nera e dolce esser tuo figlio. O lascia, Madonna nera, ch'io viva vicino a te. Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male, perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli. Lui ti illumina il cammino se le offri un po' d'amore, se ogni giorno parlerai a lei così. Madonna, Madonna nera e dolce esser tuo figlio. O lascia, Madonna nera, ch'io viva
Produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale, nelle versioni anallergiche e spoderabili lavabili anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche e motorizzate, ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti, per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte e camper. Possibilità di richiedere il sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi, anche per persone anziane. Produzione e vendita diretta al pubblico a Legnaro. Cari telespettatori, siamo con Filippo Agostini, amministratore delegato Antenor Energia. Rincari energetici ci sono stati e purtroppo temiamo che ci possano ancora essere, è vero? Sì, la situazione del mercato dell'energia non si è stabilizzato. C'è stata un'impennata nell'inverno scorso e poi ha continuato adesso verso la fine dell'inverno, adesso i prezzi stanno scendendo. Però ricordiamoci sempre che il mercato all'ingrosso è legato alla situazione geopolitica, alla fiscalità e agli interventi del governo. E quindi anche solo banalmente l'annunciare nuovi dazi verso l'Europa o il contrario non fa bene e fa muovere verso il rialzo il mercato. Molto spesso si parla invece che i prezzi stanno abbassando dopo questi annunci, ma sono ancora talmente alti che non siamo ancora in una situazione normale. Volevo chiederle, ma voi acquistate l'energia, vi accaparrate diciamo quantitativi di energia prima che si entri nella stagione, quindi magari se adesso c'è un abbassamento dei prezzi potrebbe essere che l'acquistate meglio o no? Sì, in parte è vero, diciamo che purtroppo negli ultimi 3-4 anni, visto gli sbalzi che ha avuto il prezzo del gas metano e dell'energia elettrica, è diventato difficilissimo comprare quote di energia a prezzo fisso. Ormai quasi tutti i grossisti ti vendono a prezzo indicizzato, quindi il prezzo fisso è pericoloso perché mettiamo che abbiamo fissato il prezzo a dicembre che era altissimo, adesso sarebbe già fuori mercato. Quindi c'è una forma di attesa continua che poi alla fine diventa indecisione. Cosa conviene